Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti nel commendatore veneziano. Siamo sul futuro manager, attenzione, ecco, piccolo già un maneggio subito, bene. Un saluto dal commendatore veneziano, siamo sul futuro manager 2016, ragazzi, ecco, aspetto un commentino sotto questo video per capire se la serie si interessa ancora, perché chiaramente ragazzi questo gioco, insomma, non proprio dinamico e anche per me è difficile registrarlo. Se volete altro, possiamo fare un'altra serie, cioè comunque posso dedicarmi più a MotoGP, quello di Pio Valentino Rossi, a Formula 1, a Pro Cycling, quindi aspetto i vostri commenti. Ecco, purtroppo avevo registrato la prima partita, ma in realtà non l'ho registrata perché mi si era avviato il programma di registrazione. Ero convinto di averlo avviato, invece non si era avviato. Abbiamo vinto 5-3 con lo Swansea. Come sempre, bene in attacco, ma malissimo in difesa. Siamo a meno 4 dal Tottenham, siamo ancora abbastanza vicini, però miglioriamo la difesa. Stavo pensando anche di prendere altri preparatori per la fase difensiva, non so più che fare, sinceramente. No, ma cosa me ne frega a me che mi manca quello? Quest'altra partita casalinga da vincere assolutamente. Voglio la vittoria, ragazzi, cioè. Oddio. Scusate, ragazzi. Panico cumendiano, vai. Abbiamo vinto 5-3, gol di Bernardeschi, gol di Marezza e triplettone di Jimmy Vardy, grandissima prestazione come al solito di Bruno Perez, che fa più assist che non so cosa. Marezza subito, vai Marezza, subito 1-0, boom. Ancora Jimmy Vardy, ragazzi, impressionante, 4 gol in 2 partite. Bravo, bravo Vardy. L'attacco, ragazzi, è fenomenale. Non possiamo dire niente dell'attacco. Solo che c'ho in difesa, non riusciamo. Sul 2 abbiamo fatto la partita scorsa che non ho registrato. 2-0, 2-2, 3-2, 3-3 e dopo sono riuscito a vincere 5-3, ma non va bene così. Infatti forse a gennaio devo intervenire sul mercato a prendere un attaccante di riserva perché Ugio si è fatto male ancora e non è. Mamma mia ragazzi, però Bruno Perez Vardy. Abbiamo un attacco fenomenale, ma il problema è la difesa. Cioè, ho già 40 gol fatti. Rischio di fare, se miglioriamo la difesa non possiamo vincere la Premier, serve comunque un'impresa, eh. Alla fine solo Bernardeschi e Bruno Perez in più. Bruno Perez è una bestia, Bernardeschi è un po' discontinuo. Vai Brunone. Morgan. Bravo Kanté, bravissimo. Dai Vardy. Ragazzi, 6 gol in 2 partite, 2 triplette consecutive di Jamie Vardy. Io non so che dire, signori. 20 gol stagionali a novembre. Vuole vincere la scarpa d'oro Vardy. Attenzione, vai. No, Marezzo qua ha fatto una stronzata. Tengo sempre su offensiva perché controllo, proprio difficile mettere questa squadra. E c'è il gol anche del Berna. Mamma mia, ragazzi. No, però Bruno Perez è già il 62esimo assist stagionale. Cioè, abbiamo fatto 42 gol, penso 30 assist di Perez. Prestazione maiuscola. Good job, raga, good job. Attenzione, cerchiamo di fare un clean sheet, almeno uno, ragazzi, Marez. Parlo di Joel Ward. Kanté. Niente da fare. Per il momento teniamo su offensiva. Dopo voglio riprovare il controllo, perché è possibile che non riusciamo a controllare una stronza di partita. Aia. Gol. Niente. Per noi clean sheet non è pensabile. Cioè, Adebayor ha segnato, ragazzi. Cioè, se mi segna Adebayor non vinceremo mai la Premier, eh. Cioè, dai, cazzo, Adebayor. Il piccolo Adeba, perché lui è il piccolo Adeba fondamentalmente, però continuate così, facciamo qualche cambio per riposare che c'è la Supercoppa e la Capital One, ecco, Vardy non lo posso cambiare intanto, bene. Allora, mettiamo Danny Simpson per Bruno Perez, così si riposa. Poi ci cazziamo. E... Ma... Balanta per Utamonito. L'altro cambio me lo faccio dopo. Ah, Dio mio. Ma anche Gray infortunato. Buono. Bravo Berna. Attenzione, vai Okazaki, rubala, niente da fare. È che l'abbiamo di serio, se si rompe qualcuno di forte, so cazzi. Facciamo
Controllo. Bravissimo Marez. Mamma Vardy. Il Berna. Vardy ancora! 7 gol in 2 partite, signori, per Jimmy Vardy. Mostruoso. Leicester fuori dal mondo. Un attacco mondiale. Attacco mastodontico. Però non riusciamo a fare un clean sheet. Ne ha fatto forse uno, adesso non mi ricordo neanche. Comunque la mia squadra non sa pareggiare. 10 vittorie, 4 sconfitte. Mamma mia, abbiamo 10 gol in 2 partite. Attenzione, Marez, mamma mia. Signori, un Leicester sontuoso. Però siamo terzi e devono ancora giocare City e Tottenham, quindi tanto maestosi non siamo se poi alla fine siamo dietro in classifica. Però noi abbiamo anche una squadretta rispetto a Tottenham, City e tutte le altre, attenzione. Perché è vero che l'aggiornamento invernale ha migliorato i giocatori, però sempre Leicester, Grande, buon 5-1. Very good, con energia, ben fatto, e si gode. Allora, aspettative che aperto a metà classifica, budget per questi 2 milioni, stipendio 80 milioni. Vabbè, accettiamo. Perfetto. 2017. Buono. Ma sì, tanto. Va bene così per il momento. Ok, buona notizia. Stiamo salvando la partita oggi. Facciamo solo 2 partite su questo video, anche perché voglio capire un po' se volete ancora Football Manager. Perché ripeto, essendo un gioco molto statico, posso capire che può rompere le palle, però la stagione è bella, mi sta appassionando, mi sta gasando molto. Però anche per me non è facile registrare un gioco così rispetto ad altri più dinamici. Quindi aspetto i vostri commenti e capire un po' la situazione. Allora, siamo al Craven Cottage, Capital One Cup, quarti di finale, Fulham, Leicester. Ragazzi, cerchiamo di andare in semifinale, sarebbe una bella soddisfazione. Non ho cambiato niente, ragazzi, non sto facendo pochissimo turnover. Ho messo Glick al posto di Ut perché è squalificato, appassionato. Vedete fosse disponibile. No comment e andiamo. Con energia, buona fortuna ragazzi, sempre offensivi che ho visto che è la tattica migliore e andiamo. Vai raga. Portiamo a casa la semifinale, sarebbe un risultato strepitoso. Se Vardy mi continua così, le possibilità sono tante di portare a casa qualcosa. Se loro mi chiedono metà classifica in Champions ci voglio arrivare tranquillamente. Vai Berna. Okazaki. Merda. Fulham può essere una squadra fastidiosa, però insomma, cominciamo col Fulham che veramente possiamo anche nasconderci. Dai Marez. Marez, subito per Vardy. Madonna, va. Mamma mia, va. No, signori. Ragazzi, dopo l'aggiornamento Vardy o è buggato o lo sto allenando da Dio, non lo so. Cioè, e segna sempre lui. Dai raga, sarebbe bello una sconfitta del Chelsea, che poi c'è Birmingham, Ipswich, Sheffield, non mi ricordo l'altro quarto, però insomma non ci sono squadre impossibili. Se Dembélé alzo il Dembe. Aia, gol. L'asse Wegen Christiansen porta il risultato sull'1-1, non c'è nulla da fare. Siamo una grande squadra perché giochiamo bene, ma con una difesa così non vincerei mai un cazzo. 1-1, Craven Cottage. Sì, no, devo comprare un difensore fenomenale, che non ho i soldi, cazzo. Devo fare un debito qua. Occhio. Attenzione. Il Leicester torna prepotentemente sulla terra. Cioè, sono primi, ma sono in Serie B inglese, ragazzi. No, guarda, sono furioso. Mostratemi i coglioni, ragazzi. Incredibile, incredibile, incredibile. Quello che sta succedendo al Craven Cottage. Attenzione 3-0. Mamma mia, Schmeichel ci salva dal baratro. Ragazzi, se giochiamo... No, non ha parole.
Pioli vuole un secondo tempo diverso, eravamo tranquilli 1-0 dopo pochi minuti. Ennesima rimonta. Pioli, svegliamoci. Attenzione, Vardi, Kanté, Marez, ti prego mettila bene in mezzo, segna, niente da fare. Attenzione, in questo momento siamo fuori dalla Capital One, incredibile. Bruno Perez, ti prego i tuoi cross perfetti, Bruno! Per Bernardeschi! Fuori gioco, non ci credo. Fuori gioco, non ci credo. Cosa aveva fatto ancora Bruno Perez? No, non meritiamo di perdere, però dai, con la squadra di Serie B. Bravo, Bernardeschi. Sbaglia quel porco del Berna. No, sono fuori anche tutti i giocatori che posso cioè, sono pieno di infortunati. Mamma mia. Tattiche. Mettiamo Ilner. Kazaki mi sta deludendo al massimo. Dai, Brunone, un po' di cuore. Vardi. Marez. Palo esterno. Non ci credo. Fuchs. Non ci credo. Svegliatemi da questo incubo, Vardi. Svegliatemi! Bruno Perez, uno dei più grandi dell'Eister. Brunone. E vaffanculo. Dammi il fuorigioco. Dammi il fuorigioco, grande Vardi. Madonna, Bruno Perez però. Bruno Perez Vardi sono una cosa schifosa, eh. E adesso andiamo a vincerla, cazzo. Madonna, Vardi 9 gol in 3 partite, cioè. Attenzione. Bernardeschi, Marez pulisce. Grandi, adesso ce le chiudiamoci, cazzo. Attenzione Marez. Mamma mia, mamma che rimonta. Dai cazzo, andiamo a vincerla. Sto soffrendo come un porco però. Dai che è finita, dai che beffiamo sti stronzoni. Vai Vardi. Va benissimo, dai che è finita. Andiamo a casa, Beppe. E si va in semifinale. Grandissimo, abbiamo giocato benissimo, però vai. Ah, e oddio, il Chelsea ha perso. No ragazzi, è un'occasione d'oro. Abbiamo fatto una bella vittoria e adesso torniamo in campionato contro il West Ham e poi il City, match importantissimo. Siamo in semifinali, il Chelsea è andato fuori, meglio di così veramente non poteva andare alla Capital One, che adesso diventiamo i favoriti secondo me. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!